E tutto qui. Io adesso sto facendo un lavoro per me molto importante, perché sto facendo il Rugantino di Brignano, dove faccio Mastro Titta, quindi un ruolo famosissimo. Lo chiamai subito per dirgli: guarda, mi hanno fatto queste cose, io sono onoratissimo, il ruolo storico di Caperizzi, poi io non sono romano. E lui mi disse: vabbè, e allora? No, dico, so, mi sembra strano che io mi chiamino me per fare il ruolo di Fabrizi. Niente, non vuol dire niente. E quindi avevamo sperato con Anna di poterlo portare al Sistina in occasione del suo compleanno, il 24 gennaio. Parentesi, mio padre era nato il 25 di gennaio del 1913, quindi c'era questa cosa qui. E purtroppo non ci siamo riusciti. Quindi io non posso che pensare a questi aspetti privati di quest'uomo che mi ha veramente cambiato la vita. È stato il mio maestro, lui diceva: mi raccomando, non dirlo in giro. È stato il mio maestro di vita, di teatro, di tutto, il mio punto di riferimento. Io ho sempre una sua foto in camerino, non posso fare a meno di parlare di lui, e fa parte del mio cuore, e tutte le persone che mi stanno vicino sanno che è questione di minuti, ma poi finisco sempre col parlare del mondo.